Buonasera. Dopo la collisione avvenuta ieri nel porto del Pireo tra il motocontainer Adige e la nave da crociera greca Jupiter, collisione che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di una settantina, si sono scatenate oggi le polemiche sulla responsabilità dell'accaduto. Le autorità elleniche e anche l'equipaggio della nave greca accusano il comandante del mercantile italiano, che da ieri è in stato di fermo per omicidio colposo, di avere ignorato gli avvertimenti via radio del pilota greco. Diversa invece la versione dei 24 membri dell'equipaggio dell'Adige, che sostengono che la nave italiana era da circa 10 minuti ferma all'entrata del porto e che incominciò la manovra di marcia indietro solo per schivare l'impatto con lo Jupiter. La nave greca fu speronata al centro della fiancata sinistra e l'impatto provocò uno squarcio verticale che si estese al ponte, provocando l'allagamento della sala macchine. Uno dei 2 marinai greci, morti nella sciagura, cadde in mare mentre aiutava i giovani passeggeri a salvarsi. Oggi i sommozzatori hanno cercato invano il corpo della ragazza scozzese Vivian Barley di 14 anni, la terza vittima di questa sciagura. Ecco, ci sono ancora le immagini che state vedendo della sciagura, ma un'agenzia che ci è arrivata proprio poco fa ci dice che anche un insegnante inglese mancherebbe all'appello dopo il naufragio della Jupiter. L'ha annunciato questa sera la BBC, la televisione inglese. Non si sa nulla di Bernard Butt, un professore al seguito degli alunni di una scuola di Walsall presso Birmingham, e così le vittime purtroppo diventerebbero 4. E passiamo alle altre notizie. Il Presidente del Consiglio De Mita ha concluso i lavori dell'annuale assemblea dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. È stata un'occasione per fare il punto sulla complessa materia delle autonomie locali, ma anche per una riflessione sui temi politici di più stretta attualità. In particolare De Mita ha espresso dubbi sulla possibilità di rinnovare il decreto relativo alla realizzazione degli stadi di calcio per i mondiali del 90. Prosegue intanto la visita di Craxi negli Stati Uniti. Dopo aver incontrato Reagan e Schulz, i massimi esponenti del governo uscente, il segretario del Partito Socialista è a colloquio questa sera a Washington con Bush e Dukakis, i candidati alla presidenza. Successivamente Craxi sarà l'ospite d'onore della National Italian American Foundation, che gli ha conferito un premio per avere contribuito al miglioramento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il riconoscimento in precedenza era stato assegnato ad Andreotti e ad Agnelli. A pochi giorni dalle elezioni in Israele ci sono stati nuovi violenti scontri nei territori occupati tra palestinesi e soldati israeliani. Intanto la diplomazia del mondo arabo sta cercando di discutere in modo concreto sulle prospettive di pace in Medio Oriente. Vertice a sorpresa oggi ad Aqaba, sul Mar Rosso, tra Re Hussein, il presidente Mubarak e Arafat per la conferenza internazionale di pace. Si è aperta in questo modo, ha detto il presidente dell'OLP, la possibilità di una confederazione tra i 2 popoli, giordano e palestinese. Il ministro degli esteri italiano Andreotti, in visita a Tunisi, parlando del problema palestinese, ha detto che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza dovrebbero intervenire in ogni modo, come hanno fatto nel conflitto Iran-Iraq, per una soluzione definitiva per il popolo palestinese. Ecco il servizio del nostro inviato Achille D'Amelia da Tunisi. Visita lampo del ministro degli esteri a Tunisi. Giulio Andreotti nell'arco della giornata ha visto il presidente Ben Ali nella residenza di Cartagine, che fu di Bourguiba. Poi il primo ministro Bakush, il ministro degli esteri Sheikh e il segretario generale della Lega Araba. A quasi un anno dalla deposizione di Bourguiba, che avvenne il 7 novembre dell'87, i problemi economici della Tunisia restano gravi e sempre attuale la minaccia dell'integralismo islamico, ma la scelta di campo non è cambiata. La Tunisia continua ad evitare l'opzione araba radicale e cerca solidarietà, cerca legami con i paesi occidentali che s'affacciano sul suo mare, Francia e Italia in primo luogo. Questa è la chiave della visita di Andreotti oggi. Un accordo economico per la cooperazione e allo sviluppo che è stato firmato per 3 anni, fino al 90, 88 compresi. L'Italia ha destinato a questo scopo 675 miliardi, un terzo in dono, il resto in prestiti. Non è solo altruismo, non è sola solidarietà umana. I crediti verranno impiegati per l'acquisto di beni prodotti in Italia o pagheranno gli esperti e le tecnologie esportate dal nostro paese. C'è poi un altro risvolto della questione. Una Tunisia avviata allo sviluppo, capace di assorbire la sua manodopera, di rinnovare in senso democratico le sue strutture
e un focolaio in meno di turbamenti nel Mediterraneo. Cartagine è troppo vicina per dimenticarsene, i romani la distrussero, l'Italia dà una mano per riuscire a svilupparla. E il servizio che vedrete tra poco è ancora legato al tema del Medio Oriente, il giallo della ragazza libanese fermata a Linate. 36 anni, capelli lunghi e neri, guerrigliera cristiano maronita. Così si è definita la cittadina libanese che vedete nella foto, fermata l'altro ieri a Linate alle 15:50 proveniente da Beirut. Si chiama Rizqal Aline e la Guardia di Finanza le ha sequestrato negli slip mezzo etto di eroina e $1000 falsi. Nel doppio fondo di una valigia, come spiega il direttore della Digos milanese Achille Serra, 3 fotografie di altrettanti professori americani rapiti il 24 gennaio 87 a Beirut. Rapimento che fu rivendicato dalle cellule rivoluzionarie musulmane. Inoltre, sempre in valigia, 3 lettere che sono al vaglio degli inquirenti, una delle quali pare sia di uno dei 3 americani sequestrati. Si tratta del professor Alain Steen. La donna, nella metropoli lombarda, doveva incontrare un milanese già conosciuto dalla Digos per consegnargli le fotografie e le lettere. Questi, a sua volta, doveva passare il tutto ad un altro personaggio per ora sconosciuto. Ma cosa ci faceva Rizqal Aline a Milano? Le fotografie degli americani sono o non sono autentiche? Questa guerrigliera è un semplice corriere o la pedina di una organizzazione che a Milano ha alcuni punti di riferimento importanti? In merito alla lettera decifrata si conosce il contenuto. Il professor Steen ringrazia per quello che potrà essere compiuto al fine di ottenere la sua liberazione. Aperta a Rimini la Conferenza Nazionale delle Donne Socialdemocratiche. Un confronto teso a riqualificare idee e volontà delle militanti su grandi e sentiti temi di carattere sociale e a riconoscere l'apporto e la presenza femminile nel Partito Socialdemocratico. Un partito impegnato a recuperare e a riaffermare un ruolo all'altezza del suo atto di fondazione e a rinnovare nella memoria e nell'esempio di Giuseppe Saragat una storica eredità politica verso la quale debbono sentirsi in debito tutti i democratici italiani. Le donne con la loro voglia di lavoro e di famiglia, la funzione di un movimento femminile che vuole individuare momenti organizzativi adeguati alla nuova realtà democratica del Paese e nobilitare l'apporto e la presenza femminile nel partito, questi i temi che impegneranno qui a Rimini la Conferenza Nazionale delle Donne Socialdemocratiche. Temi fatti propri dal segretario nazionale onorevole Cariglia, che nel suo intervento di saluto ha indicato le linee dell'iniziativa politica del partito, proponendo l'obiettivo storico di rendere alternativo il sistema politico italiano attraverso la socialdemocratizzazione della sinistra. Un comune disegno, ha concluso Cariglia, che deve impegnare PSD e PSI in alleanza con laici e progressisti. Con l'accusa di omicidio colposo per la morte dell'operaio Giuseppe Mormone sono stati arrestati Luigi Bettoni, di 45 anni, e Angelo Bombino, di 32. Mormone era morto ieri mentre lavorava nello stabilimento Italcementi di Civitavecchia. I 2 arrestati, anch'essi operai dello stabilimento, avrebbero inavvertitamente messo in azione il nastro trasportatore al quale stava lavorando Giuseppe Mormone. E torniamo all'estero. Il nuovo movimento lituano favorevole alla perestroika di Gorbaciov ha aperto il suo primo congresso pubblico a Vilnius, capitale della Repubblica Baltica. Il congresso, che durerà 2 giorni, è l'esordio ufficiale di un movimento che ha ottenuto come primo obiettivo le dimissioni del segretario del partito locale, giudicato conservatore, anti-gorbacioviano e contrario alle rivendicazioni del popolo lituano. Passiamo allo spettacolo. Era un ragazzino quando faceva perdere la testa alle teenagers di tutto il mondo cantando Diana. Erano i mitici anni 50, sono passati molti anni, ma Polanca non ha perso la sua grinta e soprattutto la sua voce. I presupposti erano poco incoraggianti. Una sfilata di VIP, una fiera delle vanità, organizzata addirittura con pullman in partenza da Piazza del Duomo. Per la bella gente invitata al concerto di Polanca al Palatrussardi di Milano, salmone e champagne a bordo. Anche il parterre del Palatrussardi era disseminato di VIP, stilisti tra cui Crizia Missoni, persino il grande chitarrista Eric Clapton con Lori del Santo. Sembrava proprio un'operazione nostalgia in piena regola, un concerto mondano e basta. E invece lui, Polanca, 47 anni, abbronzato e in gran forma,
è riuscito con la sua grande professionalità a rovesciare le sorti della serata. Una bella band, una gran voce e poi le sue canzoni, tra cui la mitica Diana che scrisse quando aveva solo 16 anni. Pezzi ingenui, freschi, trascinanti che rimandano al clima dei favolosi anni 50. Polanca gioca apertamente sul palcoscenico con l'effetto nostalgia. Mostra filmati della sua giovinezza, di quando era una gran star, autore di hit memorabili come You Are My Destiny, My Way, Put Your Head on My Shoulder e Ogni volta che cantò a Sanremo. Pagare tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui. È anche un buon showman, scende dal palco, canta in mezzo alla gente, il Palatosardi è strapieno, fa piccole prediche in puro stile Las Vegas, ma ha il merito di trasformare la serata in una gran festa piena di allegria. Anche la scorsa settimana gli italiani al cinema hanno preferito il film comico americano Il principe cerca moglie, diretto da John Landis ed interpretato da Eddie Murphy. Sale al secondo posto l'intelligente thriller di Roman Polanski, interpretato da Harrison Ford, Frantic, che fa scendere al terzo posto un altro film americano, Crocodile Dundee numero 2. L'unico film italiano che resta in classifica al quinto posto è La leggenda del santo bevitore di Olmi. Per la nostra proposta, per un piacevole weekend cinematografico, questa settimana abbiamo scelto un film che ci era piaciuto già al Festival di Cannes e che ora arriva in versione italiana in tutti i nostri cinema. Chocolat. Un film che ci riporta attraverso la memoria di una signora al periodo coloniale ed ai contraddittori rapporti che una bambina poteva avere con il suo amato amico di giochi nero. La signora che ricorda è la brava Giulia Boschi ed il suo rapporto particolare è con Isaac de Bancolé, un magnifico attore africano che racconta con grande credibilità il suo altrettanto contraddittorio rapporto con la famiglia di un amministratore francese colonialista nel Camerun. Il colonialismo è finito, ci dice la regista del film, Claire Denis, ma il razzismo no. Il film rimane dunque di grande attualità. Fagli fare quel che vuoi, ma fuori. Ti prego, Mark. Bene, con i consigli di Marlisa Trombetta per un bel weekend cinematografico siamo arrivati alla fine. Vi lascio al programma La fabbrica del pensiero. Questa volta il tema è la tempesta delle emozioni. Poi per chi ama lo sport ci sarà Sport 7 con il tennis da Torino. Buon divertimento allora e a domani. Buonasera. Nelle ultime ore la fase di maltempo ha colpito ancora il meridione d'Italia e la Sicilia, anche se non sono mancati addensamenti sul medio versante adriatico e locali fenomeni temporaleschi sulle zone appenniniche centrali. Sulle altre regioni il cielo è stato generalmente poco nuvoloso o localmente nuvoloso, residuo dell'instabilità al seguito della depressione. Ma l'atmosfera va stabilizzandosi. Infatti, come si può notare dalle immagini, l'alta pressione spinge il vortice presente sul meridione d'Italia verso est-sud-est. Il sistema frontale atlantico, d'altronde, ha assunto una componente di moto verso il mare del nord e la penisola scandinava e solo una parte della nuvolosità prefrontale potrebbe raggiungere le nostre regioni settentrionali. La circolazione sulle nostre regioni va quindi indebolendosi e quindi, passando alle previsioni, domani, a parte una nuvolosità residua e irregolare sul versante ionico, che produrrà ancora una certa instabilità e qualche locale rovescio, nuvolosità comunque in ulteriore diminuzione, il cielo su tutte le altre regioni si manterrà poco nuvoloso. Certo, non mancherà qualche addensamento locale, ma il rischio di precipitazione è basso.
Dopo il tramonto, ecco di nuovo le foschie su tutte le zone pianeggianti del nord e del centro. Foschie che andranno gradualmente intensificandosi durante la notte. Addensamenti locali potranno verificarsi nella tarda serata sul settore nord-occidentale con qualche isolata precipitazione. Le temperature minime si abbasseranno sulle regioni meridionali e, come si può vedere dalla termografia, sulle zone interne peninsolari si porteranno su valori un po' inferiori alla media nazionale. Ed ecco i dettagli. Le massime invece saranno in lieve ripresa, specie sul versante ad ovest della penisola. I dettagli ci mostrano valori più ridimensionati rispetto a quelli di qualche giorno fa. I venti saranno in genere deboli di direzione variabile e i mari diminuiranno il loro moto ondoso su quelli più meridionali, quindi si porteranno tutti quanti poco mossi. La temperatura massima, l'abbiamo già detto, tende a aumentare un pochettino. È tutto, vi ringrazio dell'ascolto e buona domenica.